Buongiorno, ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo video. Siamo al lago di Cadore, siamo arrivati ieri sera, che siamo partiti classico venerdì sera. E è preoccupante quanta acqua non c'è, esatto, ce n'è pochissima. Cioè si vede chiaramente dove dovrebbe essere il livello del lago. E infatti avevamo puntato questo posto perché parcheggiavi il furgone proprio in riva al lago. Ma sì, l'acqua doveva essere qui e invece laggiù. E adesso ci spostiamo a vedere un altro laghetto qui vicino e poi facciamo dei gran laghi sto giro. Andiamo a vedere, aiuto, il lago di Sauris. Siamo arrivati al laghetto di Lagole e il problema, che tra l'altro deve essere molto carino perché ha l'acqua un colore bellissimo e ci parcheggi proprio davanti, ma non c'è acqua, neanche qua. Ma noi col fatto che aveva fatto neve e adesso sta sgelando, ci aspettavamo tanta acqua dappertutto. Invece non c'è proprio, fantastico. Peccato perché qui c'è il laghetto che non c'è, invece di qua ci dovrebbe essere il lago grande, il lago di Cadore, che come abbiamo visto è vuotissimo. Diciamo che in periodo che c'è l'acqua deve essere un posto molto bello. Siamo arrivati al lago di Sauris e è decisamente tutto ghiacciato, strada compreso, c'ha proprio i lastroni. Per chi non ha fatto caso alla foto su Instagram o non ci segue, 2 o 3 weekend fa siamo andati in collina da noi che era tutto così ghiacciato e abbiamo fatto un bel dritto col furgone, infatti abbiamo il paraurti tutto rotto. Una bella crepa. Sì, adesso ve lo faccio vedere e metteremo il paraurti nuovo in teoria quest'altro weekend perché l'ho portato a far verniciare uno nuovo. Comunque il lago, il meteo siamo sfortunati perché è brutto, c'è la nebbia. Però aveva messo sole. E aveva messo sole. Però è bello lo stesso il colore dell'acqua, col sole penso sia wow. Però dai, non è male. Tutto rotto fino qua. Abbiamo fatto un salto a Sauris di sopra per vedere quella casetta strana che la voleva vedere lei e adesso cuciniamo qua dal furgone e ci siamo messi sulla diga proprio. La prossima tappa era la cascata Plera, ma la strada, noi c'eravamo stati anni fa, la strada ghiaiata qui è chiusa, quindi a piedi manca ancora abbastanza e nel fiume non c'è zero acqua, quindi probabilmente non c'è neanche la faremo un'oretta di camminata gratis, quindi evitiamo. Qui vicino dove abbiamo anche fatto delle foto c'è un bunker, adesso ve lo facciamo vedere e poi ci spostiamo alla tappa successiva. Non si va oltre in realtà, è molto bello così inglobato nella foresta. La prossima tappa a sto punto è un lago, che il nome ve lo scrivo, che come in tutti i video non mi ricordo mai i nomi. Qui al lago di Cavasto c'è un'area immensa di stradini ghiaiati dove ti puoi parcheggiare dove vuoi, c'è l'area barbecue, ci sono delle panchine e la pecca è che vabbè, siete sotto un palo della luce e sotto l'autostrada, quindi per dormire magari è un po' rumoroso, però è davvero è bello, magari d'estate anche a farsi un giro con il SUP deve essere bello questo lago.
Siamo arrivati alla cascata La Pissula, che dovrebbe essere bella grossa e non capivamo, poi abbiamo trovato una foto e in realtà la dovremmo vedere esattamente qui dove siamo adesso e non si vede. Dovrebbe essere così. E noi la vediamo così. E dovrebbe essere qui. Non c'è. Ora ci spostiamo al lago del Cornino, che è molto bello. È piccolissimo, ma ha un colore assurdo, l'avevamo visto anni fa e visto che ci passiamo lo andiamo a vedere. A sto punto speriamo che anche lì ci sia acqua e decisamente abbiamo sbagliato periodo per fare questo giro. Cioè è comunque bello, stiamo vedendo delle belle cose, però era tutto incentrato sull'acqua tra laghi e cascate, ma ci è andato un po' male. Ci siamo spostati al lago di Barcis, questo di preciso è il sentiero del Dint, 5 minuti dalla strada, proprio porta questa passerella col belvedere, tra l'altro l'ultima parte è trasparente, è vetrata, non so se si nota, e merita, vabbè la giornata non ci ha dato tregua la nebbia, però è bello, il lago di Barcis ha un'acqua incredibile anche lui. Credo che dormiremo qui in zona. Noi avevamo puntato un ristorante che è la seconda volta che proviamo ad andarci, ma ci ha fregato. Mi sa che è chiuso. Magari andiamo a vedere nel dubbio. Sì. Comunque, qui c'è un canyon molto bello, credo sia aperto solo d'estate, quindi sto giro non ci andremo, ma merita di brutto, è una bella passeggiata da fare. E domani andiamo verso Longarone. Confermiamo che è chiusa l'osteria che avevamo puntato, tra l'altro è costruita in un punto assurdo, cioè veramente c'è la forra qui sotto e è proprio lì sopra. Buongiorno. Abbiamo fatto colazione a Barcis e come dicevamo andiamo verso Longarone, faremo una tappa, dai, zona diga del Vajont. Quella zona lì l'avevamo vista meglio un'altra volta quando avevamo fatto il trekking del campanile di Valmontanaia e magari vi lasciamo il link nella descrizione così vi andate a vedere anche quello, che merita di brutto. Bellissimo. E poi dopo andiamo a vedere le grotte di? Le grotte di? Non mi ricordo. Andiamo a vedere le grotte del Cagliarone, che sono un po' scendendo verso casa. Abbiamo costeggiato il lago del Vajont, dalla diga, che è molto bella la strada, e poi ci siamo spostati senza fare l'autostrada perché eravamo curiosi di vedere tutti i paesini che non li avevamo mai visti, fino qua a queste grotte che costa 7 euro in 2, 3 euro e mezzo testa, più il parcheggio in realtà, 2 euro all'ora. E vediamo come sono.
scalette e anche belle, mi sono piaciute. Il giro è corto, si fa in mezz'ora, 40 minuti. C'è una parte bella, quella lì con le scalette, e merita, secondo me ci sta. E niente, stiamo andando a casa. Ci vediamo al prossimo video.